Amici bellini, andiamo a bomba, proprio a bomba, mamma mia, piano, andiamo a bomba sulle parole di Spalletti, perché ha parlato Rachmani, conferenza stampa, ovviamente c'è un passaggio chiave, non so se lo vedete questa qua sottolineata, cioè, cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, questo è il nuovo iscritto di ieri, perché evidentemente non ci sono nuovi iscritti, capita anche questo nella giornata, ma ne arriverà qualcuno oggi, e quindi benvenuto a te che sei arrivato qua per caso, magari mi hai visto in conferenza perché l'ho ascoltata in diretta, è bello quando lo fanno in diretta sul canale loro ufficiale, quindi questo ci piace. E quindi benvenuto, ti è capitato di vedere questo Caffè Napoli che commentava insieme agli altri in chat, benvenuto, lascia un like, fammi sapere che sei qua nuovo e ci salutiamo ovviamente, perché ci possiamo salutare. A tutti i vecchi iscritti un abbraccio generale, sempre casto, e andiamo a parlare un pochino di questa conferenza. Schippo volontariamente le parole di Rachmani perché stavo ancora organizzandomi eccetera, sentita un po' per radio, e schippo anche i commenti sul traduttore, perché ragazzi no, cioè capisco tutto, i commenti nella chat sul sito del Napoli, sul canale del Napoli erano divisi tra traduttore, ma chi è chissà, non l'hanno pigliato eccetera, e quelli che dicevano però fate domande un pochino più interessanti, e quindi c'è questa doppia anima, ovviamente, come in tutte le cose su internet specialmente, c'è chi si deve divertire e chi vuole poi approfondire, e va benissimo. Io sul traduttore vi dico una cosa, essendo io da 10 anni in America, l'inglese lo mastico e non c'è problema. Il traduttore aveva dei problemi di pronuncia, probabilmente un accento molto marcato, e va bene, però vi devo ricordare che non è assolutamente facile scriversi tutto e ricordare tutto a memoria quando si parla a braccio, e poi essere veloci nel riportare le parole ed essere precisi. E vi devo dire che al di là della pronuncia, devi andare lì, devi abitare devi abitare in Inghilterra o devi abitare in America per avere poi una pronuncia corretta e bella pulita, e io continuerò ad avere un accento per sempre, quindi di answer, di questions, purtroppo è così. Però devo dire un bravo comunque al traduttore, che almeno nella grammatica, nella velocità, nella cosa è stato molto preciso, e secondo me era uno che di calcio ne capisce, o almeno è appassionato, quindi non me la sento e non lo voglio sfottere assolutamente. Bravo al traduttore, poi la pronuncia non è colpa sua. Passiamo al conquibus direttamente. Il problema di valori morali, l'energia, la maglia è pesante, serve una forza mentale superiore. Ovviamente il tema generale di questa conferenza è che questa partita è dentro o fuori. Allora Spalletti in più occasioni, in più domande, ci deve ricordare che lui ha detto, ha ritenuto e ritiene questa squadra molto forte, la rosa è forte, la squadra è forte, mi piace eccetera, però come ci disse in passato, non si è quello che si dice, si è quello che si fa, e adesso che me lo dovete dimostrare che siete forti, perché se poi usciamo, se poi perdiamo, se non facciamo la prestazione all'altezza, non siamo forti, ma proprio lo dice tranquillamente. Quindi questo, proprio responsabilizzare i giocatori, e ci devono dimostrare, altrimenti non andiamo più in giro per l'Europa. A tutti piace andare in giro per l'Europa, e quindi se poi non siamo forti, non siamo forti. Quindi lo dice proprio chiaramente, e ritornerà nelle varie domande. Gli si fa la domanda su Osimhen, vanno fatti dei test, vanno calcolati ovviamente, e si deve tutelare, nel senso che non si può rischiare un anticipo della cosa. Questa notizia che sta girando sui vari blog, che Osimhen è pronto, quasi va in panchina, già la pazza idea, così, ragazzi, calma, cioè non si può passare da 3 mesi di stop a già convocato e disponibile. Una cosa è correre col pallone, una cosa è fare allenamento per prendere
perdere minuti nelle gambe, ma quando tu sei stato operato alla faccia non puoi andare a contrasto di testa, non puoi sbracciare con gli avversari. Ricordiamo che lo picchiano in continuazione, Osimhen fa la punta centrale, è impensabile rivederlo subito in campo, a meno che non fanno proprio una copertura che gli aprono solamente due occhietti, ma è proprio qui nella zona qui, quindi magari non vede neanche bene. Calma su Osimhen, calma assoluta su Osimhen, che il ragazzo probabilmente per il suo carattere vorrebbe già giocare domani, e invece no, molto piano, ci dobbiamo andare molto piano, non esiste proprio. Poi si illudono i tifosi, ma se l'hai portato in panchina vuol dire che è pronto, Spalletti out, no, non è proprio assolutamente così. Dentro o fuori, quindi, essendo una partita da dentro o fuori, autostima, ma tutte le partite sono da dentro o fuori. Se noi siamo arrivati a questa che è diventata decisiva da dentro o fuori, evidentemente abbiamo sbagliato qualcosa prima, dove dovevamo considerarla da dentro o fuori. Quindi sì, questa è proprio così, ma tutte le partite devono essere considerate da dentro o fuori, ed è importante anche in campionato. Gli episodi bisogna arrivarci con la testa giusta, perché ci fa capire, anche ricordando un pochino la prestazione con l'Atalanta, dove c'è stato un certo equilibrio. Quando c'è equilibrio nelle partite, ovviamente sono poi gli episodiucci, c'è il momento in cui c'è la palla contesa, dove tu ci devi arrivare con la mentalità giusta, forte, pronto e cazzimmoso, sia in difesa per metterci una pezza, sia in attacco quando hai l'occasione per segnare. Quindi questo non c'è problema. E far riposare qualcuno che ha giocato un pochino troppo. Spalletti, guarda che siamo 14, ma chi deve riposare? E quindi qua entriamo nel discorso del minutaggio, dove Spalletti dice Di Lorenzo però ha giocato, ho capito, però ha fatto 2 partite in nazionale, Elmas ne ha fatte di più perché ha giocato 3 partite in nazionale. E siamo d'accordo, quindi qui Spalletti ci ricorda che non solo dobbiamo considerare il minutaggio dei giocatori nella nostra squadra, ma devi considerare anche quello che fanno in più nelle nazionali. Ed è chiaro, ovviamente Di Lorenzo non riposa mai, e abbiamo anche scoperto che Di Lorenzo è stato male sabato e non si è potuto manco allenare, comunque è andato in campo, perché in questo momento non possiamo nemmeno permetterci di sostituirlo. E quindi questa è un'altra cosa che ci ricorda. Elmas dice ha giocato di meno, non è vero, fondamentalmente ha giocato anche lui di più, e ci fa anche un paragone, dice quelli che entrano per quei magari 30 minuti finali, 20 minuti finali, può essere pure che fanno uno sforzo, che pagano di più a livello psicofisico, perché in quei 30 minuti danno il massimo, spingono di più sull'acceleratore, e potrebbe essere anche più paghi un toll più alto, paghi un pedaggio più alto per queste prestazioni. Quindi ricordiamoci anche questo, siamo forti, ma se alla prima spallatina cadi giù non siamo forti. Questo è l'importante, questo è importante, questo passaggio. E poi è bellissimo, perché in questa domanda così, dove ha parlato di tutti gli infortunati e quelli che hanno giocato di più, altri autori dice fa una sintesi, perché non è che qua gli interessano a lui, loro ce l'hanno tutti, quindi il discorso sugli infortunati gli interessa poco. Spesso Spalletti dice questa cosa al traduttore, non è detto che debbano sapere tutti i fatti nostri, e questo pure mi fa ridere. Demme e Politano stanno meglio, quindi ovviamente stanno recuperando dal Covid. Su Insigne e Fabian si proverà a recuperarli per domenica, perché sono importanti. La fase di non possesso, nella fase di non possesso ti adatti un pochino all'avversario, e quindi si studia l'avversario. Sull'Eister ci ha detto un paio di cose, però ce ne ha dette tante, cioè difesa a 4, poi loro possono avere un trequartista oppure 2 trequartisti dietro a Vardy, quindi questo bisognerà vederlo dopo i primi minuti. È ovvio che nella fase di possesso puoi fare un pochino quello che vuoi, e cita anche l'Atalanta, che è una squadra che quando ha la palla manda i difensori in avanti, e quindi puoi fare la costruzione a 3, puoi fare varie cose. Anche uno dei centrocampisti che si abbassa per la costruzione a 3 quando stai mandando avanti tutti e 2 i terzini, cosa che ci ricordiamo anche dall'anno scorso con Gattuso, con Fabian che si abbassava. Ma dipende ovviamente dalle caratteristiche. Lobotka lo fa tranquillamente, non ce l'abbiamo Lobotka, lo dovrà fare Demme, e quindi non c'è problema. Manolas va in panchina, sensazione che qualche cosa, insomma, che non sia recuperato completamente, che magari si proverà, però poi si vedrà se i suoi problemini sono risolti o meno. Sensazione che insomma sta più di là che di qua Manolas. Poi gli si chiede di Malquit, e Spalletti dice esattamente quello che vi ho detto io da luglio praticamente. In attacco c'ha lo spunto, c'ha la vampata, c'ha la proposizione, c'ha anche il dribbling e c'ha un buon cross. Ovviamente quando poi, questa è la fase di possesso, nella fase di non possesso quando deve fare delle scelte va un pochino più in difficoltà,
giustamente fa un po' più di fatica, e lo abbiamo visto perché Malquit è un altro che ha fatto una buona partita contro l'Atalanta, però per esempio spesso gli è scappato il suo dirimpettaio Mail, e quando poi è dovuto entrare ha preso la palla, ho capito, però comunque era in ritardo, e quindi ce lo dice com'è, proprio com'è, ed è giusto. E poi c'è il passaggio che dà il titolo alla cosa: queste sono le partite che fanno la radiografia all'anima, e giustamente fanno la radiografia, perché se non resisti davanti a queste difficoltà non sei forte. E Spalletti ci sta parlando chiaro, e Spalletti ci sta parlando anche in prospettiva campionato, perché lui dice una cosa importante: noi non abbiamo debiti con nessuno, sia chiaro, perché se domani si esce noi non dobbiamo pagare niente alla società. Che cosa vuol dire questa frase? Io la voglio condividere con voi. La mia sensazione iniziale è questa, è che non ci sono premi Europa League, cioè vuol dire che se tu esci non è che hai fallito un obiettivo che avevi nel contratto, e quindi praticamente passando ti prendi un premio, e non passando, tra virgolette, devi pagare tu alla società. Mi sembra che l'obiettivo non ci sia proprio stabilito dalla società, e questo potrebbe essere grave, e Spalletti sta cercando di controbilanciare questa cosa, responsabilizzando i giocatori e dicendo: ragazzi, se volete andare in giro per l'Europa, se vi volete far vedere, se volete dimostrare che siete forti e vi potete giocare anche una chance in campionato, me lo dovete dimostrare adesso. Però se usciamo non abbiamo debiti con nessuno, sia chiaro, sia chiarissimo. E quindi questa è una frase dove voi potete commentare e ne possiamo discutere. Dopodiché gli si chiede dei giovani che stanno facendo ottime cose, e lui ci ricorda che i giovani vengono seguiti, lo staff ovviamente ogni tanto va il secondo, ogni tanto si parla con Frustalupi, insomma si seguono i giovani e se nel caso si utilizzano. Poi si parla della correttezza del Napoli, e Spalletti ci ricorda che ovviamente si fanno le riunioni, si parla un pochino della partita appena fatta, e quindi si valutano certe cose, ma più che analizzare bene quella che già abbiamo fatto, che oramai è andata, si deve parlare al futuro, si deve pensare al futuro, alla prossima partita, e quindi ci ricorda che alle volte è un po' faticoso mantenere quella correttezza, perché poi all'interno degli episodi alle volte perdi la calma, alle volte fanno delle cose che ti fanno star male, e quindi reagisci, e non c'è dubbio. Anche su Gulam ci dice che è quasi pronto, le notifiche, canale Telegram e tutte le cose che voi belline dovete fare, i like ve li siete dimenticati, non fa niente. Gulam è quasi pronto, Gulam è quasi pronto da una vita, quindi sappiamo che non ha molti minuti nelle gambe, e ci ricorda la questione di Di Lorenzo, di cui non se ne è parlato, ma è stato male sabato notte, poi la mattina ha dovuto dormire, non ha potuto fare rifinitura, e insomma ce lo siamo ritrovati comunque in campo. Signore e signori miei, da New York Valerio Fluido è tutto. Non posterò oggi il video sulla serie TV di Maradona che ho girato con Guido ieri, e che è venuto di 1 ora e un quarto, proprio perché voglio riempirlo di immagini, di screenshot, voglio farlo bene, voglio editarlo bene, e lo posterò in settimana, penso sabato. Voi state tuned, voi vi siete iscritti al canale, vi siete iscritti al canale Telegram, siete iscritti a Instagram, a tutte le cose belline possibili e immaginabili, perché la stagione è interessante, è avvincente, si vinca o si perda, sempre e solo merda, e quindi non c'è problema, noi stiamo lì in campana, cerchiamo di vincere tutte le partite, che nessuno dica usciamo presto così ci concentriamo, aggiungo io, per uscire presto anche dal campionato, perché è sempre così, facciamo sempre questo, e poi dopo ci lamentiamo, ma Amazon non viene a fare All or Nothing del Napoli, pure noi abbiamo delle belle cose epiche che potremmo far vedere, stagioni epiche, incredibili, sì, ma se noi usciamo subito dall'Europa e poi dobbiamo a fatica cercare di risalire in campionato così, perché poi l'Europa, no, è meglio continuare, credete a me, è meglio continuare, altrimenti non siamo forti. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.